questa cheppa che va ormai da sola. E ripenso a mia madre e al sudore che ha dovuto asciugare per portarmi fin qua. Fin qua. Questo sì che è vero amore. Libero di pensare, siamo liberi, liberi di cambiare, e la speranza che ho in me. Quante notti passate a pensare a te e a quel sorriso ferito rimasto impresso in me. Mi lascia mai solo. E ora libera, libera come non mai. Sei presente nell'aria e presente in me, e mi dai vita. Adesso ascoltami e resta dentro me, non ti deluderò. Allora, salve ragazzi, vedo questa unione molto particolare, un grandissimo seppur emergente cantante con due vecchie glorie che comunque rappresentano un pezzo della musica italiana. Questo inserto secondo voi come nasce? Nasce perché quando c'è voglia di musica c'è voglia di fare tante belle cose e loro ne sono i più grandi autori, forse tra i più grandi autori d'Italia. Non esageriamo. No, è la verità. Enzo, di la tua. No, niente, siamo veramente felici di poter collaborare con un giovane artista e con un artista talentuoso. Di tenerlo a battesimo tutto sommato, no? Esatto. Sì, credo sia un battesimo da parte nostra, è in un Italia, battesimo, assolutamente. insomma. Sicuramente il primo sacramento italiano, ecco. Sei libera, libera di amare, libera di cantare. Siamo liberi, liberi di gridare. Quanta vita c'è. Siamo liberi, liberi di andare, liberi di amare. Siamo liberi, liberi di sognare. Che voglia ho di te. Libertà, liberi, cosa ti dice questa parola? La libertà mi ricorda qualcosa, il singolo del disco nuovo, Liberi di amare, che è non una denuncia, comunque vuole essere qualcosa, un messaggio forte contro l'omofobia e il femminicidio, è comunque il segno di libertà che comunque devi comunque pagare un pegno. Quindi è una tematica sociale che ti tocca da vicino sostanzialmente e l'hai voluta gestire con la musica, è così? Io penso che tocca da vicino me, ma tocca soprattutto da vicino gli ultimi eventi che purtroppo assistiamo grazie ai media. Ragazzi, se domani venisse una tempesta meteorologica e venisse la neve, cosa vi ricorderebbe a voi? Ma se sei come la neve, sei chiaramente, insomma, il nostro primo singolo. Assolutamente. E portato a successo dalla grandissima Mina, insomma, che Volete anticiparci qualche notizia sui vostri progetti futuri? ma sui nostri progetti futuri ci sono innanzitutto il progetto, questa collaborazione con questo nostro brano cantato in duetto con Massimo Ferrari ed è una cosa bellissima. Poi noi chiaramente avremo altri progetti più avanti, ma ci sono tante cose ancora in cantiere da ragionarci. È un pentolone, è un calderone con tante maniglie, adesso dobbiamo vedere un attimino come sollevarlo. Enzo, la musica è sempre giovane o diciamo è qualcosa che comunque nel tempo può anche...
la musica non ha età e credo innanzitutto la buona musica non ha età. Quindi non lo so, Neve abbiamo citato poc'anzi, è un brano del 1992, avrebbe 23 anni un attimino, ma sembra scritta ieri, come Acqua e Sale, un altro nostro grande successo scritto per Mina e Celentano, che è del 98 e sembra scritto appunto qualche anno fa, perché la musica quanto è bella non ha età, come volare. È sempre attuale. È sempre attuale, la musica bella non ha età.